Allora, nuove misure economiche per chi ne ha più bisogno, per le famiglie bisognose di Agrigento, ci sono delle novità. Quali, Assessore? Stamani, continuando con la linea che ci siamo prefissati ad inizio mandato, continuiamo ad essere vicini a quelle che sono le famiglie bisognose e comunque a quello che oggi continuiamo a vivere, che è il problema e la difficoltà della pandemia, che ha messo in serie difficoltà, scusate il gioco di parole, tutte quelle famiglie che comunque vivono la difficoltà. Stamattina, dopo aver presentato le istanze, i cittadini agrigentini che ne avranno diritto riceveranno un SMS sul proprio cellulare con l'accredito delle somme spettanti, quindi sarà un Natale un po' meno difficoltoso per queste famiglie che riceveranno oggi l'opportunità di andare poi ad acquistare nelle attività commerciali convenzionate i beni di prima necessità. Ma non ci fermiamo a questo, perché sostanzialmente questa settimana gli uffici comunali dei servizi sociali produrranno un ulteriore avviso. Si tratta di un aiuto sotto forma di rimborso spesa, quindi degli accrediti direttamente sui conti correnti di chi ne avrà diritto, per quanto riguarda un aiuto per i canoni di locazione e per le utenze domestiche. È un'importante misura del valore complessivo di 660.000 euro che riusciamo a sbloccare dopo numerose peripezie a causa di difficoltà legate al bilancio comunale. Le domande verranno presentate presso gli uffici comunali del Comune di Agrigento entro l'anno. Comunque cercheremo di formare una graduatoria, ma non ci fermiamo a questo, perché oltre all'avviso relativo alle utenze domestiche e alle locazioni, provvederemo a fare un ulteriore avviso per quanto riguarda i buoni spesa. Stiamo parlando del DPCM, quindi a livello nazionale, dove metteremo dei parametri un po' meno restrittivi rispetto a quelle del bando regionale, e quindi daremo un'ulteriore opportunità ai cittadini agrigentini che vivono nella difficoltà di poter approdare a questa misura. Ringrazio fortemente gli uffici dei servizi sociali e i dipendenti del Comune di Agrigento dei servizi sociali per il grande lavoro che in questi mesi hanno svolto, con difficoltà a volte, ma senza ombra di dubbio con grande spirito di sacrificio, e sono contento che raggiungiamo questi obiettivi, perché sono e vanno verso la direzione giusta dell'aiuto alle persone in difficoltà e alle famiglie che vivono nel bisogno. Il contributo di oggi, che verrà erogato attraverso procedura telematica direttamente sui cellulari delle persone aventi diritto, sono ben 426 famiglie su un numero complessivo di domande presentate di più di 600, alcune delle quali sono state scartate perché non avevano il diritto. Sono tutti i quartieri della città? Sono per tutti i quartieri della città, cioè per i cittadini agrigentini in genere. Scatteranno anche dei controlli a campione alla Guardia di Finanza, come diceva il dirigente? Allora, sostanzialmente l'erogazione avverrà secondo delle fasce rispetto ai nuclei familiari, quindi le somme vanno dai 300 ai 700 euro. A questo noi abbiamo, così come previsto nell'avviso regionale, adottato un sistema di controllo a campione del 20% delle istanze presentate, che provvederemo immediatamente ad inviare agli organi di controllo e quindi alla Guardia di Finanza per le opportune verifiche, perché a questo ci tengo a dirlo, si tratta di domande che vengono fatte sotto forma di autocertificazione, ma è ovvio che occorre fare dei controlli e bisogna verificare chi ne ha diritto o chi non ne ha diritto.